Buongiorno, benvenuti a questa edizione del telegiornale di Telefriuli. Avevano organizzato una festa illegale in un bosco in Carnia con musica, techno e droga. Il rave party è stato scoperto dai carabinieri di Tolmezzo che hanno denunciato una ventina di ragazzi. Vediamo il servizio. Rave party non autorizzato nella località di Cison nel comune di Amaro. Lo hanno scoperto nella serata del 5 settembre i carabinieri di Osoppo, Venzone, Comeglians e Tolmezzo. Vi avevano preso parte una cinquantina di giovani, alcuni dei quali minorenni, quasi tutti provenienti dall'Alto Friuli, ma anche da altre zone della provincia di Udine e anche dal Veneto. Era da alcuni giorni che rumors rispetto a questa festa illegale erano giunti ai militari carnici che a seguito di alcuni monitoraggi hanno individuato su un'area demaniale boschiva un assembramento di giovani che stavano tenendo una festa con musica techno e dove, come poi accertato, circolavano anche stupefacenti di vario genere. Sono stati identificati una ventina di ragazzi, in prevalenza provenienti dalla Carnia, molti dei quali già noti all'Arma Tolmezzina per vicende legate allo spaccio e al consumo di droghe, oltre che per altri reati. Sono stati anche sequestrati a un giovane udinese che sarà segnalato alla prefettura di Udine quelle assunture di stupefacenti, un involucro contenente circa 1 grammo di chetamina e uno spinello già confezionato. Tutti i ragazzi identificati sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per invasione di terreni di proprietà demaniale e saranno anche contravvenzionati per aver violato la normativa per il contrasto alla diffusione del Covid-19, avendo organizzato un assembramento in spregio a qualsiasi indicazione e senza alcuna precauzione. Alcuni giovani, viste le condizioni di scarsa lucidità e in palese difficoltà, sono stati persino aiutati dai militari a declinare le proprie generalità. Sono ancora in corso l'attività di identificazione degli altri partecipanti al rave party che all'arrivo delle forze dell'ordine si sono dati alla fuga nei boschi oppure si sono allontanati a bordo delle proprie auto. Mentre era formalmente ammalato o in congedo parentale, un professore forniva in realtà consulenze aziendali. Le Fiamme Gialle di Pordenone lo hanno scoperto e indagato per truffa ai danni dello Stato per un danno erariale da 110.000 euro. Vediamo il servizio. In 3 anni scolastici è stato assente per 796 giorni. Formalmente il professore, a cui era stata assegnata una cattedra in un istituto tecnico pordenonese, era assente per malattia o per congedo parentale. In realtà svolgeva consulenze aziendali per società private ed enti pubblici, mentre percepiva le indennità come pubblico dipendente. Il docente, anagraficamente residente in Sicilia, è finito nel mirino della Guardia di Finanza di Pordenone, che ha condotto le indagini delegate dalla Procura. L'uomo è stato indagato per truffa ai danni dello Stato e per aver utilizzato certificazioni false. Il prof aveva dimenticato di informare l'amministrazione pubblica della sua attività come consulente, ma anche gli enti e le società del suo lavoro come insegnante. Complessivamente a suo carico è stato calcolato un danno erariale per 110.000 euro in relazione all'attività extraprofessionale condotta senza autorizzazione e alle indennità percepite per falsi congedi e malattie. Il TAR del Friuli Venezia Giulia ha respinto i ricorsi di Anna Ciriani e della lista di Renzo Tondo che al momento restano esclusi dalle elezioni amministrative a Pordenone e Trieste in programma il prossimo 3 e 4 ottobre. Vediamo. Anna Ciriani, per il TAR del Friuli Venezia Giulia, non potrà partecipare alle elezioni comunali di Pordenone. La sentenza è arrivata ieri in tarda serata e di fatto ha confermato la decisione dell'ufficio elettorale. Il motivo dell'esclusione è da ricercare nella mancata timbratura dei fogli dove erano state raccolte le firme per la candidatura. Un passaggio tecnico, ma, secondo la Corte, decisivo in quanto non era evidente la piena consapevolezza dei sottoscrittori di quali fossero i candidati e la lista. Il TAR ha anche respinto il ricorso presentato dalla lista Noi con di Piazza Sindaco, nata per volontà dell'ex governatore Renzo Tondo. In questo caso le firme erano state autenticate dallo stesso Tondo in qualità di parlamentare, una procedura validata a livello nazionale grazie al decreto semplificazione del 2020, ma non ancora in Friuli Venezia Giulia, in quanto regione a statuto speciale con competenza primaria sulle elezioni. Entrambi i ricorrenti si riservano il ricorso al Consiglio di Stato. Stamattina a Trieste si è svolta la cerimonia dell'intitolazione del polo cardiologico del complesso di Cattinara al professor Fulvio Camerini. È stata l'occasione per una riflessione sulla ripartenza del settore della sanità post-Covid. Vediamo.
Io l'ho definita la cardiologia del Friuli Venezia Giulia perché oramai si va verso l'eccellenza, bisogna cercare le eccellenze nei reparti, da qui parte la sfida della sanità post-Covid, cioè poche strutture ma super efficienti. L'eccellenza è la risposta, perché altrimenti non possiamo parlare di risposte. Questo deve anche abbattere determinate abitudini per le quali immaginiamo di trovare l'eccellenza tutto dappertutto. Questo non è possibile, anche perché la casistica diventa importante, tanto è vero che in questa struttura abbiamo un'attrazione di 30% di non residenti, quindi evidentemente questo è il modello al quale guardare, verso il quale soprattutto alcune nostalgie che ogni tanto ascolto non hanno senso di esistere. Si sono appena conclusi nel Duomo di Udine i funerali del cardiologo di fama internazionale Attilio Maseri, morto venerdì sera. Vediamo il servizio. Ultimo saluto nel Duomo di Udine al cardiologo di fama internazionale Attilio Maseri, morto venerdì sera. I funerali sono stati celebrati dall'arcivescovo di Udine, Andrea Bruno Mazzoccato, alla presenza del sindaco Pietro Fontanini, del rettore dell'Ateneo Friulano Roberto Pinton e di numerosi sindaci. Maseri aveva 85 anni, aveva insegnato a New York, Londra, all'Università San Raffaele di Milano, era autore di più di 750 articoli ed è stato il cardiologo di fiducia di personalità illustri come la regina Elisabetta e Papa Giovanni Paolo II, che curò dopo il ferimento in piazza San Pietro nel 1981. Era molto legato alla sua città. Nel 2013 aveva donato all'università la Biblioteca Florio, contenente oltre 12.000 volumi e manoscritti raccolti dalla metà del Settecento, e nel 2018 aveva ceduto, sempre all'Ateneo di Udine, lo storico Palazzo Antonini Maseri, ex sede della Banca d'Italia. Passiamo adesso alla cronaca. Incidente questa mattina intorno alle 7:30 lungo la statale 52 a Socchieve di Ampezzo. 2 auto per causa al vaglio dei carabinieri si sono scontrate e uno dei 2 conducenti è rimasto intrappolato nell'abitacolo. L'uomo è stato liberato dai vigili del fuoco che hanno usato divaricatore e cesoie idrauliche per tagliare le lamiere. Illeso il guidatore della seconda vettura coinvolta. Scontro tra un trattore con rimorchio pesante e un furgone stamattina a Castello di Porpetto. Nell'impatto è rimasto ferito il conducente del secondo mezzo in modo non grave, poi portato all'ospedale di Palmanova. Sul posto i pompieri di Cervignano e i carabinieri di Aquileia per i rilievi. Questa mattina alle 5 a Coccau i carabinieri di Tarvisio hanno rintracciato 2 migranti, uno di origini egiziane e l'altro libico, maggiorenni, in buone condizioni di salute. Camminavano lungo la statale 13, hanno chiesto asilo e sono stati accompagnati all'ex caserma Cavarzerani di Udine. Sono 25 gli stand di aziende del Friuli Venezia Giulia al Salone del Mobile in corso a Milano, una presenza forte e significativa che conferma il ruolo di traino del settore del mobile arredo per tutta l'economia regionale, ha ricordato l'assessore alle attività produttive Sergio Emilio Bini al termine di una visita agli stand delle aziende friulane. Il settore, ha sottolineato Bini, ha registrato un aumento del 19,6% nelle esportazioni di mobili nella prima parte dell'anno rispetto al 2020. Inaugurata a Budapest la prima sede di promozione all'estero dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale e della Società Alpe Adria. Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato il presidente dell'Autority Zeno D'Agostino e il vice ministro ungherese degli affari esteri e del commercio Levente Magyar. L'incremento del collegamento ferroviario con Budapest, che oggi può contare su circa 14 circolazioni round trip a settimana, ha detto D'Agostino, è un chiaro segno della sorprendente reazione positiva del mercato ungherese, frutto anche delle sinergie attivate con la regione Friuli Venezia Giulia. E cantieri aperti in centro a Tricesimo per la realizzazione di una rotatoria sulla statale 13 Pontebana. Per far spazio alla rotatoria è necessario demolire 5 palazzine in Piazza Verdi. Vediamo. Strada statale 13 Pontebana bloccata fino a venerdì per la demolizione di 5 immobili residenziali a uso uffici nel centro di Tricesimo.
L'intervento, cui l'amministrazione comunale lavora da 3 anni, è propedeutico alla realizzazione di una rotonda all'altezza di Piazza Verdi e Via Roma, dove saranno ricavati anche nuovi posteggi per le auto. L'operazione ha richiesto uno sforzo economico di 230.000 euro per la demolizione delle palazzine a destra e a sinistra dell'incrocio semaforico e di 360.000 euro per le acquisizioni degli stessi immobili. La rotonda, spiega il sindaco Giorgio Baiutti, verrà realizzata non prima di un anno da Friuli Venezia Giulia Strade. Le acquisizioni degli edifici sono state concordate con i proprietari, non ci sono stati espropri. Il progetto complessivo mira alla messa in sicurezza di questa delicata zona della statale 13 Pontebana nel centro di Tricesimo. È stata premiata ieri a Spilimbergo Katia Aere, l'atleta vincitrice della medaglia di bronzo a Tokyo 2020 nell'handbike. Ad attendere l'atleta della città del mosaico, con il sottofondo delle campane di Santa Maria Maggiore che suonavano a festa, c'erano circa 1 migliaio di persone radunatesi in Piazza Duomo per omaggiare il ritorno a casa della campionessa alla presenza delle istituzioni locali. La Aere è stata indicata come un esempio di vita per quanti decidono di rimettersi in gioco, trovando gli stimoli giusti per affrontare e superare nuovi traguardi. Nel corso della serata è stato evidenziato come l'orgoglio per il risultato ottenuto dall'atleta friulana non sia solo di facciata, ma rappresenti un sentimento che accomuna le tante persone che hanno fatto il tifo per lei, spingendola verso il terzo gradino del podio olimpico. Torniamo adesso sul Mittelfest con lo spettacolo di chiusura, quello di Neri Marco Re. Vediamo. Lo spettacolo con voce e musica di Neri Marco Re, Le Divine Donne di Dante, tenuto al Convitto Paolo Diacono, ha concluso a Cividale il 30ennale di Mittelfest, la ricca kermesse di spettacoli dal vivo internazionale a rafforzare ulteriormente la missione ed identità di un festival che dal 1991 porta sul palco della città longobarda il teatro, la musica e la danza della Mitteleuropa. L'edizione 2021 ha registrato un incremento del 12% di occupazione media di pubblico fra spettacoli, incontri con artisti, laboratori e momenti dedicati a bambini e famiglie, tutti nel rispetto delle norme anti-Covid. Il traguardo che segna i 30 anni è stato celebrato con un programma di oltre 70 eventi, 31 progetti di spettacolo, 18 prime assolute e 308 artisti, tenuto a battesimo al Teatro Ristori con il concerto in prima nazionale di Patricia Kopaczynskaja, violinista moldava, e Fazil Sey, pianista turco, per concludersi al Convitto Nazionale Paolo Diacono con il nuovo spettacolo di Neri Marco Re, attore, doppiatore, imitatore e conduttore televisivo e radiofonico marchigiano, con l'orchestra Arcangelo Corelli diretta da Jacopo Rivani in omaggio ai 700 anni della morte di Dante Alighieri. L'idea di questo nuovissimo spettacolo di Neri Marco Re è quella di dare voce a ciò che voce non ha nella Divina Commedia, dove il poeta fiorentino incontra sì in maggioranza uomini, ma anche un numero certo non trascurabile per quei tempi di donne. Una sorta di canzoniere che individua titoli che si legano per libera e spesso divertita associazione ai tempi e presenze di volta in volta evocate e richiamate dall'aldilà dantesco attraverso 42 personaggi femminili, da Cleopatra a Pia dei Tolomei, da Cunizza a Francesca, per costruire un paesaggio umano denso di suggestioni e significati. Con intermezzi di canzoni interpretate da Nino, la scrittura dantesca è intessuta di dialoghi tra antichi e moderni, tra morti e vivi, tra sommersi e salvati, e ci chiede di andare oltre, di tentare strade nuove e accogliere nuovi incontri. Il telegiornale termina qui, c'è adesso l'appuntamento con A voi la linea. Buon pomeriggio.